Poteva andare peggio, questo è il pensiero che circola negli ambienti bellunesi dopo la pubblicazione delle schede ospedaliere. La provincia guadagna 25 posti letto, meno 31 al Sardo nell'URSS 1, suddivisi tra i 4 nosocomi, più 56 a Feltre. Viene così mantenuto il tasso di 4 posti letto per 1000 abitanti contro lo 3 della pianura. Un buon risultato soprattutto se confrontato ai numeri drammatici prospettati qualche settimana fa. Il San Martino ottiene la qualifica di hub a valenza provinciale e l'emodinamica H24. Agord condividerà con Pieve di Cadore il primariato di anestesia e rianimazione. L'ospedale cadorino perde i primariati di cardiologia e ostetricia, ma ottiene un riconoscimento per il servizio del SUEM. Il fulcro è il pronto soccorso, quindi il primario del pronto soccorso, con il SUEM che diventa area provinciale ma anche riferimento regionale, quindi un SUEM ancora più rafforzato. Particolarmente felice il destino del Santa Maria del Prato a Feltre, che guadagna 4 primariati e 56 posti letto, 30 dei quali ottenuti grazie ad accordi di extraregionalità con la provincia di Trento. Vengono riconosciuti 2 primari, quello di oncologia per l'annoso problema dei tumori che ci sono nel Feltrino e quello di urologia, nuovi proprio freschi. Abbiamo anche su Feltre un riconoscimento della futura piastra chirurgica perché diventerà polo di riferimento regionale per la chirurgia dell'intestino e dello stomaco. I direttori generali delle due URSS commentano con grande soddisfazione i risultati ottenuti, così come Matteo Toscani. Per il vicepresidente del Consiglio regionale sono stati smentiti i timori della vigilia, così si valorizza la sanità bellunese. Critico dall'opposizione Sergio Reron. Questi numeri non dicono ancora nulla, abbiamo accumulato un anno di ritardo per avere in mano il nulla. Per il presidente della regione invece è stata garantita la specificità dei territori, alla faccia delle polemiche. E analizzando le schede quello che abbiamo deciso si vede con chiarezza la volontà di costruire nei territori sensibili, in difficoltà, penso alla provincia di Belluno, a Rovigo, all'area della Laguna, al Veneziano e a molto altro ancora. Quindi noi rispondiamo con i fatti, tanti che hanno fatto polemiche, spesso su dati sbagliati e dati non nostri.